Buongiorno e bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tante notizie, cronaca abbastanza pesante anche come sentirete. Prima però voglio presentarvi l'ospite che è venuto a farci compagnia oggi, con il quale chiacchiereremo tra poco. Si tratta di Roberto Tovo, presidente del Consorzio Università Rovigo. Benvenuto, ben ritrovato, anzi, grazie. Perché ogni tanto abbiamo il piacere di trovare anche il Consorzio qui come nostro ospite. Oggi in particolare di che cosa vogliamo parlare? Parliamo dell'offerta formativa presso il Consorzio per l'anno prossimo, per il Qualcuno prossimo dirà, anno ma come, accademico. appena iniziata l'estate, è appena iniziato il periodo delle vacanze e già cominciamo a parlare di formazione. Intanto bisogna iniziare a pensarci adesso su cosa fare a settembre, ottobre, poi magari non ossessioniamo le persone, però le opportunità vanno segnalate. Facciamo presente che cosa c'è di buono a Rovigo per accrescere la cultura, la conoscenza e anche la voglia di sapere in qualche modo, Presidente. Certo. Allora, togliamo subito la parola a Roberto Tovo, che ritroveremo tra qualche minuto. Cominciamo ad addentrarci nella cronaca, lo facciamo collegandoci telefonicamente con Francesca Iuculano, se non abbiamo problemi proprio di collegamento, perché in queste ore abbastanza concitate si sono sviluppate le conseguenze di un arresto. L'arresto di una persona accusata di essere un serial killer di prostitute. Da semplice indagato questa persona è diventata rea confessa, ha confessato 2 omicidi e gli sviluppi, come vi dicevo, si sono proprio inseguiti di minuto in minuto in queste ore. Vediamo se c'è Francesca Iuculano in linea. Pronto? Buon pomeriggio Paola, buon pomeriggio anche al tuo ospite, a tutti i telespettatori di Telechiara. Siamo sulla riva del torrente Torre, a Capogliano di Campolongo al Torre, in provincia di Udine, nella zona indicata da Ramon Berloso, arrestato questa notte nei pressi della stazione di Padova al termine di una caccia all'uomo durata oltre 24 ore tra Friuli e Veneto. Sono stati trovati entrambi i cadaveri delle 2 escort scomparse nei mesi scorsi che polizia e carabinieri stavano cercando. E il presunto assassino è un goriziano di 35 anni, è già stato condannato in passato per la morte di un uomo durante una rissa ed era tenuto sotto controllo ormai da diverse settimane. Tu parlavi di sviluppi di minuto in minuto, hai assolutamente ragione. Infatti gli investigatori ieri, dopo aver saputo che Berloso stava per incontrare un'altra ragazza, gli hanno teso una trappola nelle campagne di Aiello, a poca distanza dalla sua abitazione, da qui una fuga rocambolesca e dopo ore di ricerca l'arresto a Padova. Ha portato a Udine la confessione al termine di un lungo interrogatorio con gli uomini della questura e del nucleo investigativo dei carabinieri del capoluogo friulano. Francesca, mi senti? Sì, ti sento Paola. Sì, è particolare anche l'arma del delitto, tra l'altro. Certo, si tratta di una balestra che è stata ritrovata proprio vicino ai corpi delle 2 donne, il luogo è stato indicato sempre da Berloso, che ha confessato appunto entrambi gli omicidi e ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto. Infatti le 2 donne sarebbero state uccise per rapina a bastonate o con dardi di balestra, proprio in maniera particolare, poi sepolte nude nella terra per facilitare la decomposizione dei cadaveri. Le 2 donne sarebbero, comunque gli inquirenti sono assolutamente certi, manca solo la conferma del DNA, ma dovrebbero essere Diana Alexiu, romena 24 anni, Ilenia di 28 anni di Mestre, scomparse rispettivamente nel maggio e nel marzo di quest'anno. Perfetto Francesca, allora intanto grazie per queste prime informazioni, ti ritroveremo anche nelle prossime edizioni del telegiornale, intanto buon lavoro. Andiamo avanti con le altre notizie. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia oltre 47.000 articoli contraffatti e 41 chilometri di tessuto, anch'esso contraffatto, per la produzione di portachiavi e portadocumenti dei più noti marchi di auto e moto. Sul mercato avrebbero fruttato oltre 3 milioni di euro. L'operazione, che ha portato alla denuncia di 3 persone per contraffazione, ha avuto inizio a Jesolo, dove i Baschi Verdi hanno notato la vetrina di un negozio di chiavi e coltelli disseminata di portachiavi dei più celebri marchi d'auto e di moto, venduti ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Osservando i portachiavi, i finanzieri si sono accorti che riproducevano i marchi in maniera grossolana. Il titolare del negozio non era peraltro autorizzato alla loro vendita. I militari delle Fiamme Gialle sono riusciti anche a ricostruire la filiera di produzione e distribuzione dei portachiavi falsi dal negozio di Jesolo. I finanzieri sono andati prima dal fornitore, un grossista di Parma, dove hanno sequestrato altri 3.000 pezzi, e successivamente dal produttore, una fabbrica situata nei pressi di
di Pisa. Nei magazzini dell'azienda di produzione erano stoccati migliaia di prodotti contraffatti, oltre 32.000 portachiavi semilavorati, 12.000 portadocumenti e 40.843 metri di nastro da impiegare per la loro produzione. Il generale Walter Cretella Lombardo, 59 anni, calabrese di Colosimo, è il nuovo comandante regionale veneto della Guardia di Finanza. La cerimonia di avvicendamento con il suo predecessore Mario D'Alonso, promosso al Comando Unità Speciali di Roma, è avvenuta oggi a Ca' Corner Mocenigo, sede del comando regionale, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia nord-orientale Pasquale De Bidda. Alessandro Petacchi è indagato per utilizzo di sostanze e pratiche vietate. Oltre a quello del corridore delle Lampre ci sono i nomi di almeno altri 2 ciclisti professionisti tra le persone segnalate dalla Guardia di Finanza alla Procura di Padova nell'inchiesta per doping. Secondo quanto appreso da fonti vicine all'inchiesta, l'iscrizione nel registro degli indagati di Petacchi, attualmente in maglia verde al Tour de France, sarebbe da mettere in relazione al sequestro effettuato nelle scorse settimane nell'abitazione del ciclista di alcune fiale di perfluorocarburo, una sostanza chimica sintetica usata in anestesia, e di albumina umana. Oltre a Petacchi, come vi dicevo, gli uomini delle Fiamme Gialle di Padova, che indagano insieme ai NAS di Firenze, avrebbero segnalato alla magistratura le posizioni di almeno 2 professionisti, ex compagni di squadra del campione, e di altri 2 ciclisti a livello amatoriale. Il nuovo filone antidoping in capo al PM di Padova Benedetto Roberti non ha a che vedere comunque direttamente con l'indagine che nell'aprile scorso aveva portato i NAS a sequestrare farmaci nelle case dello stesso Petacchi e del compagno di squadra Lorenzo Bernucci. La polizia di Treviso ha notificato un provvedimento di interdizione all'insegnamento nei confronti di un professore di musica che avrebbe in più occasioni tentato approcci omosessuali nei confronti dei propri allievi minorenni. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal GIP trevigiano Umberto Donà. L'insegnante, secondo quanto si è appreso, ha 31 anni, vive a Possagno, è professore di musica all'Istituto Filippin di Paderno del Grappa, alla Filarmonica Bassanese di Bassano del Grappa, quella di Crespano del Grappa e all'Istituto Canoviano di Possagno. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dell'ufficio minori della questura trevigiana, l'uomo avrebbe approfittato del suo ruolo di insegnante per tentare approcci omosessuali sugli allievi minorenni, mettendoli in forte imbarazzo. Alcune delle piccole vittime si sono però confidate con i genitori, che hanno interessato della vicenda la polizia. Cambiamo decisamente argomento. Contro Saracinesca Selvaggia torna anche per l'estate 2010 l'opuscolo della CGA di Mestre per aiutare chi resta in città. Ce lo presenta in questo breve contributo Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA. Sentiamo. L'iniziativa consiste nella realizzazione di un opuscolo che viene inviato a 85.000 famiglie del territorio, diciamo così, della terraferma veneziana, e in questo opuscolo si trovano circa 1.200 aziende artigiane suddivise in 70 categorie che danno la loro reperibilità nel mese di luglio e agosto, nonché i numeri di telefono e quant'altro. Quindi un utile strumento per la cittadinanza che rimane in città in questo periodo di vacanze e che magari si trova con una improvvisa rottura in casa o del rubinetto, della lavatrice piuttosto che dell'impianto elettrico e non sa a chi rivolgersi. Grazie a questo strumento noi combattiamo efficacemente il fenomeno di saracinesca selvaggia, che spesso invece si verifica in molte altre grandi città d'Italia. Oltre a inviarlo via posta, si può anche consultare sul sito dell'associazione www.cgamestre.com, quindi è facilmente anche consultabile sul web. E siamo arrivati al momento della chiacchierato con il nostro ospite, che torno a presentarvi. Si tratta di Roberto Tovo, presidente del Consorzio Università Rovigo. Abbiamo detto, Presidente, che vogliamo far conoscere con congruo anticipo quelle che sono le proposte, le offerte formative che Rovigo fa nei confronti dei giovani che intendono affrontare un percorso universitario o anche qualcosa di più in qualche modo. Io partirei da quello che è lo slogan per questo anno accademico, che punta molto sul sapere che fa la differenza. Sì, il nostro è un consorzio che promuove iniziative universitarie. Noi ovviamente crediamo, perché ci crediamo in prima persona, all'importanza della conoscenza, e all'importanza della conoscenza soprattutto all'interno, trasmessa e creata all'interno di istituzioni qualificate come sono le università.
L'università per eccellenza è il luogo in cui si crea conoscenza e la si trasmette alle nuove generazioni. Noi a Rovigo abbiamo un ottimo rapporto con i 2 atenei che collaborano con noi e che hanno presso Rovigo le loro sedi staccate, che sono l'Università di Padova in primo luogo e tradizionalmente, e anche con l'Università di Ferrara, che è confinante al nostro territorio, con cui abbiamo un corso. A me sembra che anche in questi momenti in cui forse viene messo in discussione l'importanza della formazione e l'importanza della ricerca scientifica, insistere sull'importanza della conoscenza sia fondamentale. Nel dubbio l'abbiamo messo nello slogan. Giustamente, giustamente. Entriamo allora nel concreto, partiamo dai corsi, vediamo che tipo di corsi promuovete, proponete ai giovani. Certo, allora noi quest'anno riusciamo a dare continuità all'offerta formativa proposta negli anni scorsi, e quindi consolidiamo tutta l'offerta tradizionalmente avviata con gli atenei con cui collaboriamo. In particolare, per citare le iniziative più importanti, in collaborazione con Scienze della Formazione dell'Università di Padova abbiamo il corso triennale in Scienze della Formazione come educatore sociale e come educazione della prima infanzia. Oltre al corso triennale c'è anche il corso di laurea magistrale con altri 2 indirizzi attivati anche di recente. Poi in collaborazione con Scienze Politiche rimaniamo sempre in ambito formativo, in ambito educativo, anche con i corsi di laurea magistrale ovviamente. Assolutamente sì. Quindi manteniamo questo ambito. Scienze della Formazione propone presso la sede di Rovigo sia a livello triennale che a livello magistrale, che ne è chiaramente la naturale prosecuzione. Invece con Scienze Politiche c'è un corso di diritto dell'economia e governo delle istituzioni che è un corso triennale. Ad esempio, passando poi all'ambito sanitario, abbiamo un corso interfacoltà di educazione professionale dei servizi sanitari, questo è un corso triennale, e poi consolidata già da anni c'è anche la laurea in scienze infermieristiche. Infatti. In collaborazione con l'Università di Ferrara c'è un'altra importante iniziativa che è il corso a ciclo unico quinquennale in scienze giuridiche, cioè il classico corso di ambito giuridico. Infatti, è molto interessante, mi sembra anche il dottorato. Sì. Dottorato in diritto dell'Unione Europea, che è decisamente una sfida pensata per il futuro, io credo. L'Unione Europea ormai è l'ambito in cui forse è più opportuno pensare di crescere, e quindi anche seguire un corso di studi che in qualche modo ci mette in relazione con quella che è l'Unione Europea, la conoscenza del diritto che sovrintende un po' la gestione di tutti gli Stati, penso sia una bella scommessa, insomma. Sì, l'osservazione che fa lei è appropriata, e la inserirei in un'osservazione cioè in una considerazione e valutazioni che facciamo più in senso lato. Cioè a Rovigo cerchiamo di avere delle iniziative che abbiano anche una caratteristica di originalità, cioè replicare in maniera semplice o esattamente speculare iniziative didattiche che magari sono o a Padova o a Ferrara avrebbe poco senso. Quindi le iniziative che sono a Rovigo hanno anche una certa peculiarità, e in questo senso, ad esempio, ma chiavi di originalità assolutamente ci sono in tutti i percorsi che ho citato prima. Lei ha colto questo con scienze giuridiche. C'è anche il master che mi interessa. Quale? Quello in bonifica idraulica ed irrigazione. Quello non l'ho citato, come non ho citato l'ultimo anno di ingegneria meccanica, che ha un percorso formativo presso un laboratorio che si è realizzato recentemente in tecnologie per i materiali polimerici. Ecco, queste iniziative non le ho citate, avevo intenzione di citarle adesso, lei mi ha anticipato, quindi ne approfitto adesso. Perché queste 2 iniziative diciamo non si rivolgono direttamente a neodiplomati, ma fanno parte dell'insieme delle attività formative presso il nostro consorzio, con risvolti più applicativi. Ripeto, il master tra l'altro è un'iniziativa biennale che quest'anno è al secondo anno, quindi diciamo si completa, quindi diciamo che le iscrizioni, anche se non indirizzate ai neodiplomati, sono state l'anno scorso, ed è caratteristico dei master biennali, quindi venire attivati ad anni alterni.
questa chiaramente è legata alle peculiarità del territorio. Assolutamente, infatti la cosa significativa è questa, insomma. Certamente, è anche un'iniziativa indirizzata ad operatori di bonifiche e quindi enti territoriali. L'altra iniziativa di ambito tecnologico-ingegneristico riguarda, come le ho detto, un indirizzo, un percorso formativo a numero limitato che riguarda la tecnologia dei materiali polimerici con la facoltà di ingegneria qui di Padova, e assolutamente collegato a un'importante iniziativa di ricerca che è il laboratorio appunto sulle tecnologie dei materiali polimerici, che si sta ampliando significativamente presso anche le strutture del consorzio. Ecco, lei ha usato una parola delicatissima e dolorosa anche, devo dire, in questi tempi, la ricerca. Sì. Il consorzio è impegnato a sostenere anche la ricerca, la domanda è come fa? Come fa? Perché con i tagli che ci sono c'è da domandarsi come si possa riuscire ancora ad investire in ricerca, evidentemente. Ringraziando innanzitutto chi sopra il consorzio crede nell'attività di formazione e nella ricerca scientifica, e faccio riferimento innanzitutto agli enti soci del consorzio a livello locale, che sono il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo, la Camera del Commercio. Già di loro soffrono proprio per i tagli, è doveroso citare quello che è il principale ente finanziatore, che è la Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, che non è solo un ente finanziatore, è un vero e proprio partner in queste iniziative. Crede, ma non solo ci crede, è strettamente coinvolto, cioè mi sembra di poter dire per conto loro che hanno dato questa chiave di lettura al loro mandato di essere stimolo del crescita del territorio. Abbiamo appena partecipato alla presentazione dell'ultimo bilancio sociale della Fondazione, dove c'era anche la programmazione triennale, in cui la Fondazione stessa ha delineato come la formazione e la ricerca scientifica siano per loro prioritari anche in un momento di crisi. Chiaramente questo per noi è fonte di soddisfazione e anche di responsabilità, però a me sembra che in un momento di difficoltà in cui forse a livello nazionale non si ha chiara la rilevanza dell'alta formazione universitaria e della ricerca collegata, abbiamo degli enti locali e delle istituzioni che sono lungimiranti, guardano distanti, e noi come a Rovigo cerchiamo di essere all'altezza dell'impegno economico anche che queste istituzioni rivolgono e rigirano anche su queste iniziative. Allora, noi abbiamo esaurito il tempo che avevamo, Presidente, siamo riusciti a dare un'infarinatura di tutto quello che è l'offerta formativa per il prossimo anno accademico. Avete visto in sovrimpressione un sito che è www.uniro.it ed è il sito dove si possono avere le informazioni di riferimento, più informazioni anche rispetto a quelle che siamo riusciti a dare noi in pochi minuti. Io ringrazio il Presidente del CUR. Io ringrazio voi per l'ospitalità. Aspettiamo allora di avere magari qualche altra novità, qualche altra possibilità di approfondimento in relazione alle vostre attività. Assolutamente. Grazie ancora allora al professor Roberto Tovo, Presidente del Consorzio Università Rovigo. Per quanto riguarda l'informazione, noi invece ci rivediamo alle 16:30 con l'edizione flash del TG. A più tardi.